E i figli della Maronna. Esposito a Napoli ce ne stanno assai, che per contà non si fornisce mai. Chissà se si conoscono l'uno con l'altro e si sanno chi sono a mamma e o padre. La storia è lunga e viene lontana. Quando in mamma si arrivano una mano, si nascevano creature mise stinte e per crescere non ci stava niente. Se la mamma non poteva tenere o figlia perché era poverella e senza famiglia, portava o creatura a casa d'annunziata. A due guaglione veniva adottata. Se posava o creatura rindano pertuse che non rimaneva mai inchiusa. Poi se bussava o campanella per avvisare, e la rota cominciava a si girare. Appena mia suggire faceva questa rota e pigliato creatura s'abutava una volta. Issa diventava figlia della Maronna, senza padre, mamma, frate, nonno e nonna. Già o 400 stava sta casa amata che era adionta a chiesa d'annunziata. Monache e balia se ne pigliavano cura e a sti guaglioni s'assicuravano futuro. E mamma lasciavano sti figli con tanta pena, ma sapendo che per creature erano bene. E sti guaglioni tenevano che mangiare, pure si campavano senza mamma e papà. Ognuno si chiamava Esposito, cioè esposto, perché veniva lasciato a vista a questo posto. Sto fatto è chiudonnante fino al Novecento, quando fu inchiuso o buco con tormento. E passando vicino a Annunziata, virò pertuso con un marmo che ha dato quando fu chiuso. Mo' a gente di discendenza era Annunziata si chiama Esposito, al riguardo del passato.